Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Sabina Zicconi. Sabina è un'imprenditrice che opera nel settore degli impianti per la depurazione delle acque, sia a uso domestico che professionale, ma da circa 10 anni ha voluto seguire la sua vocazione e oggi è diventata un'attrice cinematografica. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao Franci. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, e tu? Bene, bene. Ciao. Ah, che bella luce. Ci deve essere caldo, infatti il giubbotto mi sa è scomodo. Lo togliamo. Sì. Devi mettere questo. Arrivo. Mettiamo là, oltre al foulard. Foulard. Come stai? Bene, dai. Bene. Bene. Sto sempre correndo. Guarda, immagino. Oh, Scusa. Ok. Eccoci qua. Allargatelo un po' perché si sbatte addosso al microfono. Aspetta, Ah, E benvenuta. grazie. Che bello che qualcuno bello, mi porta in giro. Stai sempre guidando tu, vero? Esatto. Lo capisco, sempre in giro. Ah. Allora, avvertimento, faccio il rec stop, non faccio montaggio. Tu sei abituato ai montaggi, quindi non devi dire niente che non vuoi che non si sappia, occhio a quello Va che bene. dirai, ovviamente, ma evito di fare montaggi e tagli. No, certo, Ok, va bene. perché Ok. deve essere una Sì, una chiacchierata. cosa libera. Allora, ti ho presentato, ovviamente prima ho fatto l'incipit, Ok. ho detto che sei un'imprenditrice Sì, nel settore della depurazione delle acque, bravissimo. nel settore domestico e professionale. Bravo! Nelle scuole, nei campeggi. Nelle comunità, ovunque, sì. ristoranti, pizzerie, bar, Che poi è bello, depurare le acque, che figo. Se ci penso, è una bella cosa. pulire, depurare, cioè è figo, no? Sì, Ah, è un bel mestiere, Sì. anche se le acque dovrebbero essere già, esatto. disponibili a tutti, Esatto. e pulite per tutti, potabili per tutti. Mamma mia. Ma se ci pensi, Franci, che cosa c'è di disponibile per tutti? Di Aspetta, accessibile? sono un po' sordo io. Davvero? Poco a poco. Fantastico. Davvero? Dico, che Deve essere il volume. cosa c'è di disponibile per tutti, no? Cioè, ci hanno tolto tutto. Esatto, forse per adesso ancora l'acqua è rimasta Sì. disponibile. E poi ho detto che da una decina d'anni ti sei dedicata alla tua vocazione. Beh, sì, Mm. sono 42, 51, sì, dai. 9 sì. anni, 10 Sì, anni. dai, 10 anni, sì, una decina d'anni. E quindi sei un'attrice, Sì. sei un'imprenditrice. Imprenditrice, ok. E questa vocazione quando nasce? Da sempre, secondo me, da quando eri Sì, piccola, no? sì, nasce da quando io ho preso un po' consapevolezza della vita, nel senso quando avevo 4 anni mi immaginavo di essere un'altra bambina. Come Perché un'altra bambina? cioè di non essere Sabina, ma di essere una principessa piuttosto che una fata, oppure una maga, oppure un'infermiera, oppure Ok. una direttrice di un... Perché io credo, questo ho preso consapevolezza un po' da grande, Mhm. io credo che ogni bambino in realtà non voglia vivere la vita che vive. Mi spiego meglio. Nel senso che io penso che ogni bambino che vive dentro una famiglia in realtà ha un altro segno di vita lui, perché ha una sua identità. Certo. Invece i bambini nascono nelle famiglie, no? Dove le famiglie decidono per loro, e in realtà il bambino non è libero finché non si libera, finché non va a vivere da solo, finché... E quando si libera deve lavorare molte volte per riconoscere quella libertà. Quindi Sì. arriva la psicoterapia. No, beh, io sto dicendo, secondo me, almeno questa è la mia esperienza, Bellissimo. però credo che sia una verità
Cioè io li guardo i bambini, a me mi affascinano, io non sono mamma, fortunatamente riesco a esserlo nel cinema. Ho fatto diversi ruoli da mamma, infatti la magia è che nel cinema poi tu puoi diventare chi vuoi, quindi io non ho avuto figli, ho avuto desiderio di averli e nel cinema posso averli, pensa che regalo. È vero anche che poi vai a casa e non hai nessuno, quindi sei tranquilla. Esatto, quello è vero. Vabbè, non volevo. Quello è vero. No, i figli sono meravigliosi, esatto, Sì. il problema è chi li ha sa di cosa parla, chi non li ha no, li desidera, e quindi c'è un intreccio di, come dire, Sì, è vero. di emozioni, di È sensazioni. vero. Però bello che lo puoi vivere al cinema, questa è una bella... Ma hai nipoti? Sì, ho nipoti che amo come se fossero dei Ovviamente, figli. li cocco, li Sì, sì, poi io adoro i bambini perché i bambini hanno la bellezza della purezza. Ci stai bene con i bambini? Sì. Con tutte sì. le età? Sì, sì. O hai un No, a tutte le età. range? Mi emozionano, i bambini, non so come spiegare, è come se io li guardassi e magari vedi nei loro occhi la loro vita, che può essere piccola, media, no? E vedi un percorso, una sorta, non so come spiegartelo. No, l'ho Non so capito, se ma dal punto di vista professionale non ti è mai venuto in mente di fare qualcosa con i bambini? Allora, io ho studiato Ecco. magistrali perché volevo fare la maestra delle elementari. Non l'hai detto, però ho detto, vabbè, da piccola mi immaginavo maga, cos'altro mi ricordo? È vero. 5 cose, Maestra delle principessa, no, quella no. No, maestra delle elementari no. Ma hai avuto buone maestre o maestri? Ho avuto la maestra Polidrina alle elementari che mi amava tantissimo, per me era una seconda mamma, Ah, era buona con me, comprensiva. quindi anche Sì. un buon, come dire, una buona esperienza da quel Poi punto di vista. dopo le magistrali volevo fare l'hostess all'Alitalia, quindi proprio... Cosa, scusa? Volevo fare l'hostess all'Alitalia. Ale. Sì, volevo fare l'hostess. Ma lo sai che ho fatto la selezione? Dai. Te lo giuro, la cosa più assurda, più incredibile, più divertente che ho fatto con mio cugino, infatti ce la ricordiamo sempre, pazzesca, paradossale. Poi te la racconto dopo, devi parlare tu. Hai No, fatto la selezione? No, praticamente la lettera è arrivata a casa di mio padre, per una serie di cose non mi è arrivate, se non sto a raccontarti le mie vicissitudini familiari, Sei scappata di casa. lasciamo persi. Ok. Hai indovinato in Vabbè, realtà. lasciamo Vabbè, perdere. apriamo e chiudiamo Vabbè, la parentesi. Se non riesci ad avere qualcosa che arriva per posta, Perché non ci sono. Esatto. E quindi studiavo lingue all'università, ho fatto un Mhm. biennio in lingue e letterature sia inglese, studiavo l'inglese e il tedesco. Ah, Sì, perché volevo fare l'hostess. proprio eri puntata. E poi la mia vita mi sono ritrovata a vivere da sola all'età di 19 anni, quindi ho iniziato a lavorare. Subito. Sì, andavo nei supermercati a chiedere lavoro come promoter, perché comunque mi stavo ancora mantenendo agli studi. E poi sono entrata a lavorare in un negozio di abbigliamento in via Roma, 75, una boutique meravigliosa dove si vendevano grandi marche, eccetera. Ok. Poi un giorno stavo piegando le magliette e mi sono detta, ma io qua che cosa ci faccio? Cioè, io cosa ci faccio qua? E quindi ho detto, no, io voglio fare un lavoro dove giro tutta la mia terra, dove vedo tutta la Sardegna. Volevo vedere la mia terra. Non con l'Italia, cioè dico... No, con la macchina. Con la anche con la macchina non è facile. No. È un'impresa, cioè, Ma- tutta la storia con la macchina. Non solo un'impresa, ma se tu pensi che la mia vita è un po' una tragedia, ma secondo me anche molta commedia, Mhm. se tu pensi che io non avevo la macchina, perché da 75 guadagnavo veramente poco e praticamente pagavo un affitto alto, perché vivevo a Cagliari. Mamma mia. E quindi viaggiavo in pullman, cioè io uscivo col pullman, cioè viaggiavo col pullman. Quando sono entrata a lavorare nel settore del trattamento acqua, Cioè, questo è il primo lavoro che fai dopo quello della commessa? sì, Ah, sì, la depurazione dell'acqua è arrivata dopo, 21 anni sono nel settore. infatti da tanto. Sì, da tanti anni. Io me lo sì, ricordo, sì, ho fatto sì. una fiera dove c'eri, dove eri Sì. allora forse dipendente di una società, non ricordo. Sì. Hai iniziato così? Ho iniziato a lavorare come commerciale commerciale, per delle eh. società. Poi una società nel 2017 non mi ha pagato, però mi sono aperta da sola Mamma e ho aperto Acqua Ora di Sabina Zicconi e sono contenta. Da quanto tempo? Dal 2017, 17, sono- quasi... quasi 10 anni che, Non è poco. che ho l'azienda. Quindi sei sì. 20 anni che lavori in questo settore? Sì, 21 anni, dal 21. 2005. Ok.
bello. E quindi ti volevo raccontare Sì, questo sì, aneddoto che è divertente. Sì. Quando sono andata via dal negozio per capire cosa volevo fare da grande, perché in realtà il lavoro nuovo non l'avevo ancora trovato. Volevi solo girare la Sardegna? Io volevo girare la mia terra, volevo conoscere la mia terra, quindi andare nei Ok. paesini. Ok. Perché dicevo, perché io voglio conoscere, no, Nuoro, Sili, Tres Nurages, cioè conoscere proprio la mia terra, ma anche le persone della mia terra. Ma bene, non avevi mai viaggiato? No. Nulla? No, poco e niente, Costa Rica, mia nonna. E basta. E basta, sì. Ah. E quindi, cosa ti stavo dicendo? Ecco, vabbè. sono peggio di te, quindi la premenopausa è leggia. No, ma smettila. La premenopausa. Perché c'è anche un brutta. post menopausa. C'è anche un pre, c'è un po', pre c'è anche durante il e post. dopo. Che volevi girare la tua terra. Allora, quindi cosa è successo? Che mi serviva una macchina Ok, che io non avevo. ok. Quindi sono riuscita, entrando nel settore del trattamento dell'acqua come commerciale, siccome sono diventata la prima venditrice in Italia Non avevo dubbi. per 12 anni, quindi vendevo 40 macchine al mese, 40 impianti al mese, giravo tutta la Sardegna, mi prestavano una macchina. Alla fine sono riuscita a comprarmi questa macchinetta che distruggo perché vado addosso a un signore, tra l'altro con un pentolone di lumache al sugo, Ma stai che, scherzando? che sono cadute nel cruscotto e No. hanno fatto credere a tutti quelli della Semediano che fosse sangue, quindi la gente era dispe, io le lumache, io ero Che preoccupata. ci faceva, scusa? Stavo andando a un pranzo, avevo fatto le lumache al sugo e tu avevi io non erano funzionati i freni, quindi sono andata addosso a questo signore. Tu e avevi il pentolone un del sugo, ho pentolone capito, lui col no, pentolone. io avevo il pentolone di sugo con le lumache. No, vabbè. No, guarda. Tutto il sugo nel Tutto il sugo nel crusco, le lumache, però la gente non capiva, ha capito che fosse sugo. Chi va a pensare che io c'ho un pentolone di sugo con le lumache? Quindi si è fatta male, io no, le lumache! Ma lui l'hai Dispera. vestito? No, Eh? l'hai vestito male lui? Lui era davanti, siccome sai quelle macchinette che lavano le strade, che si mettono davanti, quelle macchinette che camminano piano. Praticamente questo signore ha inchiodato improvvisamente i miei non freni. addosso a un signore, No, alla alla macchina di Cioè, ha capito un tubo, ho capito che avevi vestito un signore con un pentolone con le lumache e la Semediano. Ho detto, ma questa è follia. No, no. Ok, allora c'era un tizio che C'era lavava un la tipo- macchina. La mia macchina si è distrutta. Quindi io Pure? sono rimasta senza macchina. Quindi mi danno un'altra macchina in azienda e io andavo alla Maddalena a lavorare sull'isola della Maddalena. Indovina in quante ore arrivavo? Dai. 6. O 9. No. Sì, praticamente partivo alle 3 del mattino. No, ti Che spiego. macchina era? No, avevo La pure di 500. guidare perché non avevo mai guidato nella mia vita, nonostante avessi la patente, quindi andavo a 40 km/h. Tu devi vedere i tir no, tu devi vedere i tir come si chiama? Nei tunnel. Cioè, praticamente Ci mi credo. suonavano, io diventavo piccola, diventavo 1,20 m, cioè, mi chiudevo, aiuto! Quindi non viaggiavo di notte, E nelle 3 del mattino è notte. non superavo i 40 km/h, quindi Buio prima, alle 3 del seconda, mattino. prima, seconda. Infatti ero la barzelletta dell'azienda, perché lo sapevano tutti. Aiuto. Poi piano piano, prendendo insomma, Ok. piano piano sono riuscita ad arrivare anche a 120. Vabbè. Cioè, no, adesso non Adesso ho paura. cammini bene. Sì, ormai. Però è stata un'esperienza anche quella. Minchia. Un'esperienza anche quella. Si possono dire parolacce. No, guarda, Tanto che per i bambini, ridere, no. No, ma ho conosciuto nel lavoro del trattamento dell'acqua, ho conosciuto persone di ogni tipo. Ci Poi, credo. ovviamente, facendo l'attrice, perché ormai è un secondo lavoro, è diventato un secondo lavoro. Perdonami, ma tu fai, ti ho visto qualche provino, sì. non provino, scene, Sì. sei sempre drammatica, ma perché non fai ruoli comici? E Sei diglielo ai meravigliosa. registi, Sei meravigliosa! Ma diglielo ai registi. Ma vaffanculo i registi, fategli fare roba Ma io non comica, commedia. ho una vena comica Ce l'hai! fortissima. Ma Io non ho infatti- mai riso a lacrime, questa è la prima volta. No. bugia, con mio cugino ho riso a lacrime, No. ma con nessun altro. No, ma infatti io ho una vena, penso di avere solo il viso un po' drammatico, però io perché la mia vita è stata talmente piena di cose che le ho, però è una, Ma è un belle o brutte?
sia belle che brutte. Belle e brutte. Però anche le brutte io le ho sempre trasformate in belle, non so, cioè ho sempre utilizzato... Ironia si chiama. Sì, ma anche le tragedie che mi sono successe, le ho sempre trasformate in... già da bambina, da quando ero bambina, che mi succedevano le cose, io allora mi immaginavo di essere una principessa che su una stella sarebbe andata via sulla Luna, in un altro pianeta. Beh, quante volte, perché non ti è mai successo di voler andare via di casa o di essere arrabbiato con... succede, i bambini in queste tutta la vita vedi queste cose. Cioè no, tutta la vita no, ma spesso sì, ma tutte sì. le età poi. E quindi il cinema per me è avere proprio una seconda possibilità. Certo, cioè, il miseria. fatto di poter essere un'altra persona, un'altra vita. Che ruoli hai ricoperto? Allora, il primo ruolo è stato Dominica in Terra delle Donne, che era una donna tradita dal marito, trattata male, una donna incazzata nera. Poi ho fatto un altro ruolo dove sono in Falamus, Falamus per la regia di Paolo Lubino, dove sono la sorella di Fiorenzo Mattu, che è una sorella che in qualche modo accudisce il fratello, ma si è chiusa anche lei in questa casa, si è un po' nascosta, diciamo drammatica così. Anche questo, drammatico? Sì, drammatico. Poi ho fatto il ruolo di Francesca in un cortometraggio di Giorgio Amato, dove mia sorella e mio cognato muoiono in un incidente stradale. Mio marito mi porta mia nipote, che è l'unica sopravvissuta, e mio marito è un pedofilo, quindi proprio... Aiuto, minchia! Sì. Poi ho fatto il ruolo di Cinzia nel film per la regia di Sergio Scavio, dove ho interpretato la moglie di Fabrizio Ferracane, che è un attore molto bravo, La guerra di Cesare. Chi? La guerra di Cesare. Ah sì, ho capito. La guerra di Cesare. E anche lì una donna che poi viene in qualche modo abbandonata dal marito, lui ha un'altra, se ne va da un'altra perché vuole cambiare vita. C'è un'altra figata poi? E poi ho fatto Teresa Mele nel Mostro di Sollima. Esatto, questo. E lì sono la sorella del protagonista, un'altra donna ovviamente frustrata, incazzata col fratello. Poi ho fatto un altro ruolo in un docufilm, Mamas in Umbra, per la regia di Viviana Serra, dove faccio un'anima che torna a visitare il manicomio. Oh. E quello è stato molto interessante. Quale manicomio? Villa Clara, l'ex Villa Clara. Ve l'hanno aperto? Cioè ve l'hanno aperto? Qualche corridoio. Poi ho girato una serie Rai a Napoli per la regia di Carlo Carlei, 177 giorni, ho interpretato Anna Bifulco, che è la mamma di Floriana, che è la bambina rapita prima di Farouk. Ah, ok. E lì questa serie andrà... negli anni 90, vero? Andrà in onda a Rai 1 a ottobre dell'anno prossimo. Poi da poco ho fatto La vita va così e ho fatto la mamma di Luca, che anche lì una donna ovviamente incazzata perché il bambino insomma deve andare a scuola a Pula, lontano, poi da grande se questo uomo non vende non può lavorare nel resort. Sì, in effetti... Tutti i ruoli allegri. Sì, e poi ho fatto qualche altra cosa, ma non me la ricordo. Comunque molti, cavolo. Ho fatto 14, tra lunghi e corti 14. Sì. Wow. Sì. No, sì. mica è poco. Allora, no. Perché io a tutti gli ospiti li faccio tornare indietro. Tu sei partita quando eri piccola, ma poi abbiamo divagato in 2 secondi. Sì. Però, allora, che scuola hai fatto? Allora, io ho fatto le magistrali. Ah, me l'hai detto, perdona. E poi ho fatto all'università un biennio in lingue e letterature straniere. Ho fatto e inglese. Poi ti sei messa a lavorare? E poi mi sono... Questo è un po' il... In realtà io lavoro da quando ho 7 anni, perché da piccolina tagliavo... Sfruttamento minorile questo? Perché? Perché da piccolina tagliavo pantaloni per un'azienda di Quartu. Ma davvero? Sì, io ho avuto... Mio padre ha avuto una seconda moglie. Ok. E niente, quindi siccome dovevamo aiutare per comprare la casa, tagliavamo 400 pantaloni ogni sera con mia sorella. 400? Sì. Ma tagliare cosa intendi? Praticamente li rifinivamo.
tipo uscivano dall'industria con i fili, sai, nell'orlo, oppure ripuliti. Sì, li ripulivamo. Ah. Tra l'altro alcuni erano anche in velluto, grossi, sì. Mamma mia. E però, sai, anche quell'esperienza Importante, vero? che può essere, tra virgolette, negativa. No, nessuna esperienza. Però, Cioè, no, sono tutte esperienze. sì, però mi ha fatto capire il valore del lavoro, il valore dei soldi, il valore anche della dignità umana. Brava. Sì, è vero, ero una bambina, però, 7 anni. però pensandoci adesso, poi certo mi è mancata la bambola, mi sono mancati certi, però quando diventavo attrice, allora mi immaginavo Quel periodo. Io credo che sia quello che mi abbia portato a voler poi da grande farlo, sì. E quindi succede che tu praticamente vai a lavorare dopo, cioè non vai a studiare e poi per mantenerti gli studi vai a lavorare come commessa. Esatto. Poi un giorno fa click il tuo cervello e dici basta, io voglio fare altro. Sì, dicevo, ma io, per carità, un bellissimo negozio, bellissima, lo posso abbassare questo? Certo, fai. Bellissima roba, però ero chiusa in queste mura tempo 7 anni. Passa? Quanti? 7. Cavolo, molti, non è poco. E ho detto, io voglio, cioè, mi sentivo, capito, non lo so, non so come, mi sentivo chiusa, invece volevo aprirla la mia vita. Ecco, però dico, la domanda che ti volevo fare è che nel periodo in cui hai fatto questo che lavoravi lì e ti sentivi chiusa, il pensiero di fare un corso di recitazione non ti è mai venuto in mente? No, ce l'ho da piccola. Ah, ce l'hai da piccola? Ce l'ho da piccola perché nel 2003 faccio un'esperienza Italia 1 con la Endemol. E faccio il diario Esperimento d'amore, una trasmissione che è andata in prima serata. Sì, perché devi sapere che avevo fatto i provini per il primo Grande Fratello. No! E l'avevo fatto, perché il primo Grande Fratello era diverso dagli altri, secondo me. Me lo ricordo benissimo. Ti ricordi? E io l'avevo fatto perché volevo avere i soldi, perché non mi bastavano i soldi. Ma proprio brutalmente per motivi economici. Sì, volevo avere soldi, dicevo qua si vince un premio in soldi, capito? Si vinceva 100 milioni, mi sembra. Ti ricordi? Che comunque, siccome non di sono... lire, 100 milioni di lire. Nella casa non sono entrata nelle seconde scelte della casa e quindi sono entrata a far parte di un casting e mi hanno chiamato e selezionato, pensa che ne hanno visto 800 per il mio ruolo. Cavolo. Per quando ho fatto questo reality. Ma questo casting della seconda scelta cosa era? In che cosa consisteva? Allora, cioè, se qualcuno andava via, sì, c'era questa cosa nel Grande Fratello. Ed è successo qualcuno? No, nella perché prima puntata? No. Forse no, non è stato mai, perché per qualcuno si può sentire male, capito? Devono avere una seconda scelta. Un problema familiare, certo. ok. E quindi ho fatto lì a disposizione? No. Perché a me non mi hanno detto niente fino alla fine, fino a quando il programma è iniziato. Capito? Ok. E poi dopo, mi sa, 6 mesi, un anno, sì, mi hanno chiamato e mi hanno detto che ero entrata a far parte di questo casting della Endemol Italia e ero stata, insomma, se volevo fare questo provino e il provino me lo ricordo ancora. Bello. Cioè il regista mi fa senta, ma lei che cos'è che può fare che un'altra donna non sa fare? Ma stai scherzando? E gli dico, io so ballare il ballo sardo. Ah, bravo! E questo mi fa, e ci balli il ballo sardo? Quindi ho ballato il ballo sardo, che lo so ballare benissimo, perché facevo ballo sardo da ragazzina. Che bello! E quindi senza musica, così? Sì, ho anche cantato io. Wow! Sì, gli ho cantato una sorta di, sai, per fare... Guarda che parole e lui mi ha scelta. Sì. Di origine di dove sei? Allora, mia mamma Trincas è di Cagliari, cagliaritana, mentre mio padre Zicconi è di origine sassarese. Ah, ok. Quindi io dico sempre che sono nuorese, metà. Sì, metà. Ti piace il nuorese come zona? Molto, moltissimo, ma anche le donne, anche gli uomini. Non lo so, è come se al centro ci fosse un'altra identità sarda, non so... Io la trovo molto diversa da noi, lo sai. Completamente. Io ho cercati amici nuoresi e li trovo particolarmente diversi, nel senso positivo del termine. Come dire, hanno un senso dell'onore, dell'amicizia, della responsabilità diverso, non dico superiore o inferiore, diverso. Ce l'hanno.
quindi Sì. anche a livello culturale Sì. molto più elevato della... Poi la lingua, cioè la lingua è di lingua. una potenza. Io ho fatto il cortometraggio Falamus, ho studiato la lingua logudorese, l'ho fatto tutto in logudorese, mi sono proprio sfidata. Vabbè, no, Perché avrei difficile, potuto farlo, sì, è proprio una lingua tipo il cinese. Per me, Addirittura. sì, per me era come tu il lo cinese. conoscevi il sardo? Campidanese. Campidanese lo conoscevi? Sì, ma il logudorese è tutta un'altra Sì, storia. un'altra storia completamente. È proprio un'altra lingua. E anche lì mi sono sfidata. E quindi adesso si va avanti. Comunque studio, per la recitazione io studio, ho una coach Davvero? che si chiama Emiliana Gimelli. Sì. Gimelli? Cioè, Gimelli, Gimelli. Emiliana Gimelli, che è anche un'attrice, anche una brava attrice. Infatti ho già sentito questo... Sì, lei fa un laboratorio che si chiama Follia sotto controllo Bello. e lavora sul metodo, che un po' arriva dalla scuola degli Actor Studio di New York, dove hanno studiato De Niro, insomma i più grandi. Aspetta, Lei, però, torniamo un attimo indietro. Quindi Sì. decidi di andare, di scappare, di andare in giro per la Sardegna, vai a lavorare con questa azienda, quindi un percorso di professionale commerciale lungo una decina d'anni, abbiamo capito. 20, allora, 20, io 21. lavoro nel settore 21 anni. 21, quindi hai fatto circa 11 anni come commerciale e poi 10 anni, adesso per conto 9 tuo. anni sì, che ho Quindi l'azienda fai mia. ecco, il periodo in cui eri commerciale, Sì. hai detto che è stata la più brava venditrice. Sono stata la prima venditrice in Italia di quell'azienda, Per ogni dell'Acquanova. Sì, per 10 anni. E poi perché decidi di andare via? Ah, perché non ti hanno pagato, me l'avevi detto. No, per questa prima azienda, perché poi ne ho cambiato altre due, che non mi hanno, le altre due non mi hanno pagato. Per questa prima azienda sono andata via perché c'erano degli atteggiamenti tra colleghi che non... Che non ti piaceva? No, io sono molto per essere schietti, per essere sinceri, e quindi siccome mi mancava questa cosa, no? Ti faccio un esempio, io andavo a fare un preventivo, poi ci ripassava il mio collega, toglieva metti 300 euro e diceva che lui era il mio direttore commerciale. Ma scusa, questo non è essere sincero, questo è essere bastardi, scorretti, ma di che stiamo parlando? Sì, proprio di una scorrettezza. È un livello assurdo. E quindi ho detto, e avevo tutto, io avevo la macchina aziendale, la carta di credito aziendale, ero la prima venditrice in Italia, Certo. quindi ero trattata benissimo dai titolari. E questa tua verve commerciale da cosa nasce? Nasce dal fatto che quando ero piccolina, Ecco, perché non è che ho tagliato solo pantaloni, no, facevo anche i dolci sardi con mia nonna, nonna Regina, che era una nonna acquisita perché era la mamma della mia matrigna, diciamo, però era una nonna a cui ho voluto un bene dell'anima. Pazzesco. Fermati, perché vabbè, tuo padre, tua mamma divorziano? Mia mamma e mio padre si lasciano quando io avevo 4 anni. 4 anni? Sì. Ma sei figlia unica? No, c'è Michela. Che è figlia di Maria Antonietta, di mia mamma, e poi c'è Luisa che vive a Villa Cidro, che è sposata con 3 bambini, che è la figlia della seconda moglie di mio padre. Sì. Quindi hai una sorella con la tua mamma naturale e una sorella con la tua seconda mamma. Sì, esatto. E sono una più grande? Michela un anno più grande di me. E l'altra? E l'altra, Luisa, 8 anni più piccola di me. 8 anni più piccola. Sì, che rapporto hai con loro? Bello. Sono le persone che amo di più al mondo. Okay. Cioè, per me Michela e lui sono mie sorelle, cioè abbiamo proprio un rapporto. Con Michela abbiamo un rapporto siamo più legate, ma non perché non c'entra niente questa cosa di sangue. Siamo legate perché abbiamo vissuto insieme e abbiamo un anno di differenza. Quindi ovviamente con Michela c'è stato... E i tuoi nipoti sono di Michela? No, sono di Luisa. Michela è una ragazza disabile. Ah, ok. Quindi adesso, vive sola, non è sposata? Adesso Michela vive a Villa Cidro con le amiche e con delle OS che si occupano di loro. Perché stava con mio padre, però mio padre adesso è molto anziano e quindi abbiamo fatto questa scelta, però lei è felice, sta facendo un percorso nuovo per la sua vita, si sta riprendendo in mano anche la sua identità. Quindi stanno tutto bene. C'è la seconda? Luisa è una ragazza laureata in matematica, informatica, è un cranio, insegna, è bravissima, ha 3 figli, ma è una ragazza, a parte che è bellissima, ma poi è meravigliosa, cioè una donna che sa fare tutto. Mia sorella sa fare tutto. Tornando a quando io ero piccolina, tu mi dici da dove è nata questa... Mia nonna, che faceva i dolci sardi,
ci metteva le cassette di legno Che da belle, piccoline in strada a Quartu per vendere i dolci. Ma quindi hai vissuto a Quartu tu? Allora, io ho vissuto a Quartu dall'età di 4 anni all'età di 9 anni. Ok. Poi mio padre compra casa a Decimomannu, ci trasferiamo e andiamo a vivere tutti a Decimomannu. Mamma mia, com'è stato questo passaggio? No comment. No comment. No comment. Ok, Siamo- perfetto. Tornando, quindi mia nonna preparava queste cassette di legno che colorava, dipingeva Che con buoni con i dolci. centrini anche, con i dolci sardi. Cioè, ve li allestiva lei? Vi dava- Praticamente io Andate l'aiutavo, a venderli. tipo io aiutavo a dipingerli, tipo i Scandelausi, Sì, il Duefusu, gli Amaretti, Swanesava, Di Stocco, tutto. tutti, li facevo, poi era Quartese, bravissima a fare i Mamma dolci. mia. E praticamente noi ovviamente, a parte qualche dolcetto, ci mettevamo anche gli oggettini da vendere, sai I vecchi negozietti mercatini che facevamo da piccoli. io sì. ci vendevo tutto, vendevo i dolci, il centrino, la cassetta colorata e tutto quello che c'era sulla cassetta, che mia nonna mi diceva, ma la cassetta dov'è? E io, nonna, l'ho venduta. Ho detto, ma quella non dovevi venderla, quella serve per domani. E quindi lei doveva Bravissima. ricolorarle. Doveva ricolorarle. perché erano colorate, Erano le cassette, sai le cassette di legno, lei le Che colorava. frutta, sì. Però io, siccome le vendevo anche quelle, vendevo tu, quindi io trovo senza niente, con le monetine, ce l'avevo, secondo me era una cosa un po' innata. È innata. E Cioè, se- è innato questo senso Sì, del commercio, sì, diciamo. sì. Però penso una cosa io, che nella vendita ci sia bisogno di una caratteristica fondamentale che si chiama orgoglio. Sì. Cioè, devi essere orgoglioso, devi Sì. avere l'orgoglio di dire voglio portare a termine un risultato. Sì, sì. Ovviamente però, e qui entriamo nel discorso un po' più professionale, tu adesso vendevi dolci che faceva tua nonna, erano prodotti in cui tu credevi. Sì, sì, Perché è erano vero. buoni, Sì, erano di è vero, qualità. è vero. Tu venderesti mai una cosa che non va bene? Assolutamente no. Capito? No, Questo. no. Quindi l'orgoglio unito alla qualità di un prodotto e di un servizio. Su questa cosa hai perfettamente ragione, perché anche i miei prodotti, cioè quelli che io vendo nel settore del trattamento dell'acqua, io li scelgo, cioè non vendo pur di Scegli vendere. l'impianto migliore, l'impianto- L'impianto giusto per la situazione giusta, per la casa giusta, per l'acqua giusta, per le L'acqua tipologie giusta. Esatto. dell'acqua, perché ogni acqua. Quindi Fate questo. prima le analisi, vero? Io faccio allora, in genere guardo se sono potabili, guardo le analisi dal sito di Abanoa, quindi vedo tutte le caratteristiche Perché ogni chimiche. zona c'ha una... Perché sì, Ah. Olbia per esempio ha un'acqua all'acqua della diga del Liscia che è carica di metalli pesanti, Carloforte è un'acqua salmastra, Oristano è acqua di pozzo, è molto pesante. Io le acque le conosco Tutte. tutte. Qui perché. com'è l'acqua, questa zona? Allora, Cagliari è buona. Cagliari è buona, a parte, allora il problema di Cagliari sono le tubazioni, perché in certe zone, per esempio io a casa ho un impianto ultrafiltrazione perché l'acqua è tra virgolette piena c'ha ruggine, infatti mi ha ok. già bucato tre lavagni. scaldabagni, capito? Ah, gli scaldabagni. La ruggine Sì, ti sì, buca sì, lo sì. scaldabagno. Certo. E quindi, no, ma Cagliari è Le buona. conosci tutte le acque. Cagliari ha 300 di conducibilità elettrica, vuol dire che è un'acqua media, poi non ha metalli pesanti, non ha nitrati, non ha calcare, come invece diversamente si pensa, non ne ha 12 gradi francesi di durezza. Quartu è molto simile a Cagliari, Monserrato? le zone, Monserrato è molto simile a qua, e sono sempre un po' simili Simili come a? tipologia. A Cagliari, È buona? Quartu, Ok. sì, Io me la sì. bevo da rubinetto là. Fai bene, fai bene. Vabbè, ok. Invece le zone tipo Sant'Isidoro, un po' se ci allontaniamo, dove ci sono anche i pozzi, allora lì l'acqua un po' cambia leggermente. Se ci sono magari come ti posso dire, delle cisterne, perché la cisterna. Per le raccolte. Però io ho gli impianti anche per le cisterne, cioè se tu vuoi depurare l'acqua di una cisterna, che passa da una cisterna, metti condominiale, Ah, io ho anche un impianto che Può ti fare depura, c'ha un filtro a ultrafiltrazione che ti depura anche l'acqua delle cisterne. È un settore che a me piace tantissimo. lo vedo, lo conosci poi. Mi affascina proprio Sei tantissimo. un'esperta. E poi il fatto di vedere anche le persone che cioè che non vanno più a comprare queste cavolo di bottiglie Oh, di è uno plastica. strazio, mamma mia. Oltre al costo, è uno strazio anche a livello fisico. E poi come azienda sono molto onesta nei prezzi, perché ovviamente la mia azienda è strutturata
in maniera molto piccola, non ho 7 segretari, sono io la mia Sei tu segretaria. da sola e basta? Poi ci sono io con i miei tecnici. Ecco, i tecnici ok. Ho 2 allora, tecnici a partita IVA, non sono dipendenti, quindi li chiamo a chiamata, ma ce li ho sempre disponibili, questo è importante. Importante. Cioè noi non abbiamo un ufficio che apre alle 9, chiude all'1, no, noi siamo sempre aperti. Tu c'è il cellulare, squilla. Sì, adesso è ovviamente in modalità silenziosa perché altrimenti Grazie, ti ringrazio. ho Stai più o dedicando una meno 400 clienti che comunque non sono, 400, sì, che non sono pochi, no. tra Senti, domestico, ristorazione, poi faccio le scuole. Cosa è successo quando hai deciso di metterti in proprio rispetto al tuo lavoro precedente? Allora, Cioè, nel senso che comunque sì. tu eri una professionista, Sì, sì. una commerciale Sì, con un sì. rapporto, diciamo, dipendente, Sì. ovvero Sì, subalterno all'azienda. Poi, quando scatta, cioè, ok che hai detto che non avevi buoni rapporti, non lo so, economici, mi hai parlato, non mi avevano pagato, la frase Gli ultimi 2, sì, Sì, gli l'ultima ultimi azienda mi ha fatto lavorare per quasi un anno e non mi ha pagato quasi niente. E allora lì quindi, cosa succede? quindi lì succede che praticamente vado da mio padre e mi dice: ma perché non ti apri da sola, figlia mia? Sei avanti e Lui? indietro? Sì, mio padre. Ah, Ho detto: sì, avanti e indietro in Sardegna, ti fai un mazzo così, per non dire un culo, posso dire un culo così? puoi dirlo. Ma va, apriti da sola, fallo da. Gli ho detto: papà, io non avevo niente, capito? Perché poi questi non mi avevano pagato. Eri senza soldi? Non avevo niente, neanche un euro. Aiuto. Quindi cosa faccio? Dico: vabbè, allora mi aiuta mio padre. Mi presta 10.000 euro che poi io li ho restituiti con dei bollettini postali, perché mio padre, non so, sono figlia di un operaio, quindi lui mi ha aiutata, però io abbiamo chiesto un prestito, capito? Ah, ok. E quindi con questi 10.000 euro ho iniziato. Inizialmente mi sono Hai chiesto un prestito tu, avallato da lui? No, l'ha chiesto mio padre per me. Ah, tu pagavi E io il bollettino? pagavo il bollettino. Pagavi Sì, le rate sì. per lui. 353 euro al mese. 5 anni. Sì, Più o 4 meno. anni e mezzo. Più o meno. Allora, il primo lavoro che ho fatto con Acquaora, con la mia azienda, è stato di andare a Carloforte e di fare una sorta di vendita ambulante. Quindi mi sono fatta Perché prestare. Carloforte? Perché a Carloforte l'acqua è molto pesante, quindi ho puntato a un posto ok. dove poi mi conoscevano, perché avendo lavorato nelle altre aziende comunque ero conosciuta. Un po' di clienti li conoscevi? Sì, conoscevo. Vabbè, non quelli dell'altra azienda, ma No, però conoscevo un po' di persone, le conoscevo, Certo. quindi poi mi volevano bene, i clienti mi vogliono bene. Perché se ti comporti bene, le persone ti vogliono è bene. sempre così. E quindi cosa ho fatto? Praticamente mi sono fatta fare una magliettina con la scritta Acquaora. E tutti: ma vai tu? Io vado io, sono io, la mia. Sei tu? Mi sono fatta prestare un tavolino da un cliente bianco che tra l'altro volava, perché praticamente ero giù dal porto e siccome arrivavano le ventate, le folate E di cosa hai vento, messo nel tavolino? ho messo delle cose per fermarlo con le bottiglie che vabbè, intanto cadevano, un banner, e avevo dei buoni che davo alle persone per l'analisi gratuita dell'acqua. Davo dei buoni Ok. e tramite questi buoni ho venduto 9 macchine. E quindi In casa, nelle case? Nelle case, ho iniziato con le case. E E sei quindi, tornata indietro alla bancarella dei dolci di tua nonna? bravissimo, Uguale, sì, uguale. è vero. Lo sai che non c'avevo questa Come cosa? non ci hai pensato? No, Dai. hai ragione, sono tornata indietro nella bancarella. Perché l'imprinting era Sì, quello. è vero. E quindi hai venduto 9 macchine? Ho venduto Che non 9 è poco. No, ho venduto 9 macchine, da lì ho iniziato piano piano a farmi gruzzoletto. Ma che Poi è brava. nata Aquolina, che quello è stato un regalo di Aquolina? mio papà. La mia macchina si chiama Aquolina. Ah, Aquolina! Sì, Aquolina. Ok. È il mio negozio. È tutta scritta, capito? Sì, Tutti i tutta loghi. brandizzata. L'hai vista prima? L'avevo già vista in giro per strada, ma l'ho vista anche adesso. E quindi sotto casa lei, tua. infatti quando sai, Aquolina. io ho grandi clienti, grandi nomi, cioè ho belli alberghi, ho clienti veramente belli anche come persone. Quando mi chiedevano dove ce l'ha lei la sede, e io fuori, parcheggiata, e ridevano. Come perché? Sì, la mia macchina, quella è la mia sede. Bellissimo. L'esperienza di Carloforte è stata, i primi giorni, ti dico, voglio essere sincera con te, i primi giorni ero un po'. Devi esserlo. Guarda che la frase, mo ti blocco. La frase devo essere sincero, la devi abolire, la Sì. devi bannare, Sì. perché devo essere sincero Vuol dire, implica sì. il bias che tu non sei sincera No, certo. normalmente. No. Tu sei sincera Sì, sempre. certo. Ti vedo che sei Ma sincera. sì, certo. Allora, dimmela e basta. Devo essere, sì, te la dico. Mi piace dirti questa cosa. Mi piace dirti questa cosa. I primi giorni ero
non che mi vergognassi, però forse ero inconsapevole che stavo tornando al vecchio, hai capito? A quella famosa cassetta, cioè ero un po' imbarazzata. Ero imbarazzata perché vedevo i miei amici che scendevano dal traghetto, hai capito cosa? Io avevo questo tavolino, capito, cioè benissimo. ero molto spoglia con me, non avevo uno stand, mega stand fighissimo, non avevi e quindi c'era questo imbarazzo che poi dopo questo imbarazzo mi è passato completamente, perché ho detto no, io devo essere orgogliosa, non ho niente. Brava. Pensa che pagavo al comune 17 centesimi al giorno, 17 centesimi di suolo pubblico, quindi Ti hanno chiesto il suolo pubblico? 17 centesimi, sì. 17 centesimi? Sì. E su quale base? Perché comunque... Metri quadri? No, perché comunque ero... È una scemenza 17, cioè se ne occupo di più, €1? Non lo so come funzionasse, comunque mi hanno chiesto 17 centesimi. Figata. Che poi tra l'altro non me li hanno neanche fatti pagare. Vabbè, No, ma non che me li anno hanno era? fatti pagare. Era il 2017, agosto del scusami. 2017. 2017. Sì. Ok. Lavoravo, mi alzavo alle 7, alle 7 e mezza avevo il tavolino, poi finivo all'1, alle 2 di notte. Poi parlavo con quelli a fianco che vendevano Ma altre quindi cose. l'unica lì, perché non c'era nessuno, non c'erano fiere, non c'erano eventi? No, però c'erano altre bancarelle. Ah, c'erano? Sì, c'erano altre bancarelle, magari. Come non andavi nella piazza, quella piazza famosa con tutti gli alberi circondati dalle banchine? Come si chiama quella piazza? Ma mi sa che ero lì. Non era al porto? Era il porto, Sì, vabbè, ero piazza, centrale. eri nella piazza dove si mettono tutte le bancarelle? Lì, ero col lì. bar, il ristorante, Sì. ok. Adesso io ti dico di fronte al porto perché comunque vedevo anche da lì, cioè vedevo anche da lì. Certo, vedevi da lì. Sì. Ok, e dopo questa esperienza? Dopo l'esperienza di Carloforte. Poi c'era questo desiderio della macchina, ti ripeto, che poi mi ha comprato mio padre, me l'ha regalata mio padre. E da lì hai cominciato a... E da lì ho iniziato, sì, ho iniziato. Poi mi conoscevano già le persone, quindi mi arrivavano le chiamate. Ok. Non dai miei clienti, però dai parenti oppure da amici. Un passaparola molto forte. E quindi Sabina, ma sei ancora nel settore? Io sì, adesso ho la mia azienda. Complimenti, dai, allora vieni, che così. Bello. Adesso lavoro nelle scuole, ho un sacco di impianti nelle mense scolastiche. Alle scuole come ci sei arrivata? Sempre... Allora, nelle scuole ci sono arrivata perché io nell'altra società, nel 2011, ho venduto 19 colonnine in tutte le scuole di Cagliari, in tutte le scuole, io. Come commerciale. Da sola? Da sola. No, nel senso che gli altri non lo facevano. No. Eccolo lì. E quindi la scuola mi era rimasta, capito? Allora ho iniziato a contattare le scuole, poi adesso sto anche lavorando con le case dell'acqua, ho venduto la mia prima casa dell'acqua a Teulada. Cos'è la casa dell'acqua? La casa dell'acqua è una sorta di casetta, di struttura che si mette in una piazza o in un parcheggio, le persone vanno a comprare l'acqua con le monete. L'ho vista a oppure... Carloforte? C'è una non distributore? è mia. Non è tua? Vabbè, però esiste lì. Esiste, sì. Una cosa del genere? Sì, una cosa del genere. Ah. Ma la casa dell'acqua l'hai fatta, è tua? C'è acqua ora? È acqua ora, sì, è acqua ora. Ma sì, l'impianto vendi l'impianto? Praticamente, allora, in quel caso ho venduto la struttura già pronta. L'ho comprata da una produzione seria italiana che lavora l'acciaio, cioè ha proprio acciaio di altissima qualità. Poi ho studiato l'impianto, il filtro, tutto all'interno. E poi l'acqua è l'acqua pubblica, cioè l'acqua pubblica che viene, di Carloforte, di Teulada, che viene depurata dall'acqua potabile, quindi arriva l'acqua potabile, arriva la corrente, allora hanno predisposto tutto e io ho messo la casetta. Bello. Quindi hai fatto un accordo col comune? Ho fatto un accordo col comune, sì, e a Teulada non solo la casa dell'acqua, ho anche le colonnine nelle scuole e nel comune, negli uffici comunali, perché è proprio plastic free Teulada, il sindaco ci tiene tantissimo. Ci tiene molto a questo. E poi adesso ho aperto da un paio d'anni anche il progetto nei campeggi. Wow, che bello! Cioè nei campeggi comprano loro la casa in legno e io metto il motore con la schermata. Adesso ne ho venduto uno per un distributore di benzina. Ah, col touchscreen per poterlo... Dove praticamente vanno a monete o con il contactless e vanno a comprare l'acqua, capito? E riempiono un bidone. Il campeggio è una figata perché elimini tutta la plastica. Quindi il campeggio va e poi, ripeto, ogni posto ha un impianto a sé. Perché per me è anche importante, tipo i rubinetti, che uno dice no, il rubinetto, il miscelatore. È importante che sia... Poi io sono femminuccia, quindi ci tengo un po' all'estetica. Vabbè.
Anche No, i maschietti ci tengono, alcuni. Sì, però ho capito questo rubinetto che vada bene con In la sardo, cucina. su Griffoni. Su Griffoni, esatto. Ah, tra l'altro su Griffoni Che cosa hai fatto? no, ho fatto anche delle strutture artigianali Bello! in un B&B a Quartu, che ha una casa campidanese, dove ho messo il motore dentro e fuori ho messo la schermata con i rubinetti in ottone anticati. E quindi loro hanno l'acqua naturalmente fresca e frizzante, come se fosse una fontana antica. Bello, ok. Sì, faccio anche queste cose. Sì. E adesso arriviamo che 9 anni fa, ora è il momento di fare la scuola, giusto? Sì, mi iscrivo alla scuola d'arte drammatica di Cagliari. Di condotta diretta da Allora, la mia insegnante era Marta Proietti Orsella. Marta Proietti Orsella. Poi vabbè, io ho avuto un sacco di insegnanti, perché poi ho lavorato con Simeone Latini, Mhm. che è bravissimo, è un insegnante anche, insomma, voglio dire, lavora anche sulla lettura espressiva, sulla dizione, ma anche Marta. E poi ho cambiato scuola, ho lavorato un anno con Elio Turno Artemalle, che è bravissimo Elio. Poi ho lavorato anche con Nunzio Caponio. Nunzio Caponio. Con Nunzio ho fatto anche dei lavori con lui, una pubblicità, perché ho fatto anche delle pubblicità, ho fatto diversi spot, sì. E poi qualche altro insegnante. Ah, poi ho fatto le masterclass fuori. Ho fatto le masterclass a Roma con i fratelli di Innocenzo, Con chi? i gemelli, i fratelli di Innocenzo, i registi. Li conosci? No, mi manca. Sono, Bravi. sì, secondo me geniali. Quindi master in qualche... Praticamente in questa scuola quale nicchia? Cioè nel senso che come funziona? Che tu fai la scuola di arte drammatica? faccio prima teatro, studio Teatro. prima recitazione teatrale alla Ok. scuola d'arte drammatica di Cagliari e quindi faccio 3-4 anni solo recitazione teatrale. Durante questi 3 anni spettacoli, Sì, saggi, sì, qualcosa facevamo del l'esito genere? scenico, ho fatto anche dei begli esiti. Esito scenico? L'esito scenico, sì, Ah, lo ok. spettacolo finale. Ok. Poi Sempre parti drammatica? no, perché Marta faceva commedie, quindi ho fatto l'Esistrata, Ah, sì, ho fatto la Teresa, la moglie di Piero, nella morte del povero Piero, in condoglianze. No, ci siamo divertiti troppo. Eravamo un gruppo in 26, guarda, è stata un'esperienza fantastica, perché Marta è un'attrice comica, cioè lavora molto sulla commedia ed è anche molto brava. Poi, tra l'altro, io e Marta ci siamo rincontrate poi sul set di Sollima, perché eravamo le due sorelle ok. del protagonista. Ma devo guardare quella serie, ce l'ho nei preferiti, ma ne ho sono talmente attori- tante in scaletta. Ci sono porca attori miseria. molto bravi, Ah. sardi veramente, Sono abbiamo molto curioso. degli attori molto bravi in Sardegna. E poi, poi cosa succede? Che un mio amico mi convince a fare un provino per il film di Gianni Morandi a Carlo Forte. Ah, per la serie, diciamo. Per la serie. Sì. Sì, è Ha vero, fatto- era una serie. Era una serie televisiva. E quindi mi chiama Rossana Patricelli, che è la casting director che stava scegliendo, insomma, che stava facendo il casting. Mi vede, mi chiede di me qua, di parlare di me, eccetera, eccetera, di presentarmi e non mi prendono. Non ti prendo. No, però cosa succede? Entro a far parte evidentemente di una shortlist. list, esatto. E quindi da lì poi arrivano le altre chiamate, altri provini. Ok. Poi qualche provino, capita che magari qualche provino non lo passo, altri li passo. Come fare un provino? Non l'ho mai fatto, non l'ho mai visto, non l'ho mai... Allora, fare un Cioè, provino... nel senso li ho visti a livello cinematografico, cioè film. Sì. Allora, non certo veri. un provino ti mandano Una sceneggiatura. la sceneggiatura, insomma, lo straccio di quello che devi studiare, quindi ti prepari. Ah, ecco, com'è imparare a memoria le parti? Un macello? Allora, la cosa più importante, Devi la prima studiare. cosa è insomma, io leggo il ripeto, oppure mi immagino anche la scena, è molto importante anche capire dove sei, cosa stai facendo per memorizzare, no? Per memorizzare. Cioè dove ti sono, aiuta. cosa sto facendo, Chi sono, cosa devo dire, c'è un po', ok. tante domande ti fai, almeno io mi faccio un sacco di domande. E poi una volta che hai fatto la memoria, allora lì entri insomma di più nel personaggio, quindi cerchi di capire chi è, perché molte volte non lo sai chi è, da dove viene, cioè, Certo. anzi non lo sai quasi mai, e quindi tu devi dare una tua chiave di lettura
attraverso la sceneggiatura ti aiuta tanto. Ma te la leggi tutta o solo la tua parte? No, solo la mia parte, quindi il mio testo mi aiuta tanto a capire un po', un po' ti fa Ma capire. dico, ti bastano le poche pagine o vai a guardartela tutta? Tu pretendi di... Allora, è capitato a volte me l'hanno mandata tutta, ma è raro perché te la mandano tutta quando poi ti prendono, capito? Ovvio. Allora ti mandano tutta la storia, e in genere ti mandano questo stralcio che possono essere, dipende da quante scene hai, cioè da quante pose hai, perché ogni scena è una posa che è un giorno di lavoro. Ok. E quindi in genere te ne mandano 1 o 2, anche se ne hai 8. Ti mandano magari, te ne mandano 2 da studiare per capire se... E poi una volta che fai il provino, che può essere o in presenza oppure un self-tape, quindi mandi un video. Ah, lo puoi fare anche Sì, mandando un video? può capitare. Per esempio io ho fatto i primi provini per il mostro, mandavo il self-tape perché erano a Roma, poi sono partita a Roma a farli anche in presenza. Ok. Però i primi erano col self-tape. Emozionante? Sì, molto, Bello. sì, molto emozionante, anche perché non hai tante possibilità, cioè una, quando vai in one shot. presenza, esatto, cioè ti guardano e tu devi avere, insomma, devi essere... Hai mai improvvisato? Cioè, sei mai uscita fuori dagli schemi in un momento particolare che magari pensavi di fare in un modo e poi ti è venuto di fare in un altro? Ma sul set provino? oppure nel No, anche provino? sul set, ovunque. Sì, mi è capitato di sentire altre sensazioni e di buttarle fare... fuori. Sì, e di fare... Ha funzionato? Sì, a volte sì, perché perché poi alla fine tiri fuori verità. Esatto. Cioè ti senti così e tiri fuori una verità. Tanto è la verità che funziona, non c'è niente da Ma fare. in tutte le cose. Il fatto di essere... Anche nella recitazione, che è finzione, la verità è importante. È fondamentale, perché adesso non voglio criticare nessuno, ma io vedo certe cose dove si vede che stanno, tra virgolette, recitando, perché per me recitare non è un termine, cioè io non mi sento di recitare, non so, Ma io mi quando sento... reciti? Cioè, Sì, io mi sento di medesimarmi in quella persona, bello. capito? Cioè mi medesimo personaggio. nel personaggio o in quella storia. Perché recitare sa di finto, sto recitando. Se tu pensi, sta recitando, quando dicono sta recitando, Esatto, è un'associazione negativa. è negativa, non è positiva. E infatti la domanda che ti volevo fare, che mi è venuta in mente mentre parlavi che parlavi dei provini, aver imparato, ecco, la recitazione si impara? Cioè diventare attrice si impara o si ha qualcosa già innato, come un po' l'essere commerciale? Allora, questa è una bella domanda, lo sai. Dunque, io credo che una base innata, che può essere anche nascosta, uno ce l'ha. Ok. Però ci vuole tanto studio, cioè mi rendo conto adesso che sto studiando in maniera molto più, molto più profonda e diverso, perché tu non solo devi imparare, tra virgolette, le tecniche per, chiamiamola recitazione, no? per immedesimarti in un personaggio e per interpretare un personaggio, ma devi anche imparare a stare sul set, a stare con gli altri, cioè è proprio... È un mestiere. È un mestiere, sì, è un mestiere, non è... Cioè, io la prendo proprio in maniera molto seria, Molto anche seria. se mi diverto, cioè lo faccio anche giocando, mi diverto. Poi la parte una delle parti che a me emoziona di più è la parte del costume. Ah, che bello. Quando ti mettono il costume, quando ti truccano, quando quella roba là ti aiuta ancora di più. A entrare nel personaggio. Sì. Figata. Perché le scarpe di Teresa Mele, con l'acconciatura di Teresa Mele degli anni 50, con il vestitino, cioè quella roba là non è tua, non è tua, e quindi hai come una sensazione, le scarpe, no, che ti metti, Un no? transfer. Capito, non sono tue, sono comunque appartenute a un'altra persona. Questo Ma brivido mi è venuto. Bella e infatti cosa. io, sì, per me è una delle parti più importanti, il costume, cioè mi aiuta proprio a... Infatti mi arrabbio un po', anche se poi non è vero, non mi arrabbio, però a me scoccia a volte devi portare i tuoi capi, cioè la tua roba, perché magari ti chiedono, tu non hai qualcosa da portare? Ah no, non ti piace questa cosa? No, perché sto portando... Me stessa. Perché sto portando la mia roba Hai ragione. per interpretare un'altra persona. Hai ragione. Dammi un altro maglione, cioè se un maglione è nero dammelo tu.
è diverso per me, questo ti parlo... No, invece non è per te, è giusto che sia così, lo trovo corretto. Cioè, perché altrimenti sto portando la mia roba, sì, poi devo interpretare un'altra persona, e invece l'abbigliamento secondo me è importante. Aiuta molto. Aiuta, perché quella roba non è tua. Bello, bello. E questa cosa la devi E parrucche ne hai mai messo? No, parrucche no, ho fatto il corto di Giorgio Amato, Il segreto di Natale, dove ho interpretato quella donna che ha vissuto, insomma, dove mia sorella e mio cognato muoiono in questo incidente stradale, dove avevo 35 anni all'inizio e poi 65, quindi mi hanno invecchiata. Sì, mi hanno messo tutte le rughe, le macchie, i capelli grigi, è stato molto interessante. Bello quello, vero? Vedi, anche quello ti aiuta ad avere, cioè ad entrare in quell'età, anche quel cappottino, capito? Sì, sì. No, è fondamentale, perché ha un'altra energia. Quella scarpa ha un'altra energia e tu quando la indossi, questa roba qua a me mi arriva anche molto forte. Non sei tu, perché poi fare l'attore, l'attrice è un'arma a doppio taglio. È un'arma a doppio taglio, nel senso devi renderti conto che non sei tu, esatto. Ti devi togliere di mezzo. Quindi la domanda che il lavoro professionale non ha nessun tipo di problema con la passione, perché tu sei sempre Sabina quando lavori e attrice e personaggio quando reciti. Assolutamente sì. Ecco, questo è il nodo, perché magari qualcuno potrebbe pensare questa è diventata attrice, quindi recita anche nel lavoro. No. Bellissimo, questo è importante. No, ma perché poi tornando sempre al discorso della recitazione, del recitare, in realtà io non è che recito, io sto cercando di entrare nella vita nel personaggio, vita. Perché se mi chiamo Teresa non sono Sabina, e se sono una mamma di 3 figli, per dire. Ho visto, scusami, che dovevo anche chiudere, abbiamo quasi un'ora. Dai. Sì, però questa cosa è importante. Non so se conoscevi Gian Maria Volontà, immagino di sì. Sì, okay. sì. Ho visto un documentario che non ho mai visto, meraviglioso, adesso non so nemmeno dove sia, per fartelo vedere, dove comunque parla della sua storia, la sua vita, del suo lavoro. E la figlia spiegava come lui era dannato quando entrava nei personaggi, rimaneva un anno che non riusciva a staccarsi. Allora, io per questa cosa di uscirne ci lavoro, ok? Perché devi uscirne. Vero? No, e ti spiego anche perché a me quest'anno è capitato di fare 3 lavori al cinema e 5 spot. Se io devo fare, ti faccio un esempio, un ruolo drammatico e il giorno dopo devo andare a girare uno spot dove sono super contenta e super felice, non posso tenermi quella robetta là, perché magari poi quella roba la devo riprendere la settimana successiva che c'è la seconda posa, capito? Quindi ho quel personaggio, metti triste, ok? A me è capitato quando sono andata a girare questa serie Rai, ok? Quindi un personaggio afflitto, insomma, gli rapiscono la figlia, voglio dire, e poi c'ho lo spot, c'ho 2 spot, invece devo essere, no? E quindi devi entrare e uscire, questo lo devi imparare a farlo, impari a farlo, però devi entrare dentro. Devi entrare in quella... Come concili tutti questi impegni col lavoro? Allora, io non so se è una fortuna o una sfortuna, non vendo 500 impianti al mese, no, nel senso... Ho capito, no? Sì, riesco a puoi gestire. Anche allontanarti una settimana. Poi l'importante è che io abbia i tecnici che fanno l'assistenza e che sono sempre, quindi io posso fermare. Poi certo, siccome non è ancora arrivato il ruolo da protagonista, quello magari quando arriverà magari, quindi non ho questo problema di star fuori mesi, no? E come funziona? Quando è che arriva un ruolo da protagonista? Se arriva, ovviamente. Un ruolo da protagonista arriva se intanto tu sei la figura che stanno cercando da protagonista, quindi se c'è una storia di una donna che io ho 50 anni, che ha più o meno la mia età, più o meno i miei colori, perché al cinema non conta tanto, è vero che conta la bravura, ma come dicono i fratelli di Innocenzo, devi essere l'attore giusto per quel ruolo. Cioè se io non ho la faccia per quel ruolo, è difficile, capito? A meno che non sei un Gary Oldman che può fare tutto, e allora è un mostro Però piano piano io non smetterò mai di studiare, non smetterò mai di imparare,
Cosa vuol dire studiare? L'hai usata 2 volte o 3 volte questa parola. Studiare, Io studio cosa? Cosa vuol dire studiare vuol dire studiare la tecnica, cioè studiare vuol dire studiare la tecnica, studiare i modi come si impara a entrare in un personaggio, studiare i film. Anche un film può essere un oggetto di studio, cioè mi guardo un film e lo studio. Lo studi guardando cosa Sì. fanno gli altri. Io lo studio guardando le riprese, che mi piace troppo capire come hanno fatto quelle scene, cioè io esatto. lo guardo in quell'ottica. Sì, è uno studio, È lo è una ricerca, è una dai, ricerca, chiamiamola sì. ricerca, perché studio. Qual è l'attrice e l'attore, non dico preferiti, ma che stimi di più, che ti piacciono di più? Allora, Gary Oldman in assoluto, l'hai già detto. secondo me, io l'ho visto fare ruoli completamente diversi. Quindi ti piace l'idea che un attore riesca a essere un po' Certo, questo mi affascina, mi colpisce tantissimo. E poi Meryl Streep, cioè che veramente ha fatto delle cose completamente diverse È vero. nella sua vita. È vero. E poi mi piace come donna, ha un non so che lei. È fiera, è dritta. Capito, lei schiena è. dritta, Sì, meravigliosa. sì. Perché porta dentro di sé la sua verità. È brava. Capito, lei è È una tranquilla. delle poche che non si è rifatta. proprio. Tra l'altro, Per nulla. purtroppo questa cosa sta distruggendo il Uff. cinema. Distruggendo l'umanità. Sì, stanno più che il esagerando, cinema. Basta. stanno esagerando. Abbiamo fatto Loretta, io arrivo a questo punto, faccio una domanda a tutti, con te come cavolo faccio? Come? No, No. No. È una domanda. No. No, mi devi dire una parola. Come cavolo faccio con te? Che sei come? acqua ora, acqua. Esci, ecco, esci, lo esci. dico a come? Sì, Amore. già detto. Ah, Guarda, c'hai la lista. c'ho la lista, sono più o meno 40 ormai. A come acqua. E c'è già. Ah. Ti ho detto, poi non la puoi dire tu perché è acqua. Lo sapevo che era acqua la tua. Non puoi dirlo, c'è anche acqua, c'è amore, dai. A come. Che ti rappresenta? Che è una parola legata a ciò che sei adesso? Oppure no, bugia, a ciò che vorresti essere? Torna indietro, bambina di 4 anni. Bambina di 4 anni. A come? Pensa a quando avevi 4 anni. Cosa avresti detto a 4 anni? A come amicizia. Vai. L'hanno già detto. Certo, ma stai scherzando? Allora, sono tutte queste. Ci sono, poi io mi arrabbio, Sì. perché ci sono 5.244 Hai ragione. parole che iniziano con la A Sì. e nessuno che mi dica un verbo o Certo. un aggettivo, cioè A come arrivare. e se ci arrivo, È diverso. bravo, ok, arrivare. Arrivare. Perché arrivare? Arrivare, perché bisogna andare e poi arrivare. Tornare a arrivare. Bisogna andare e poi arrivare. Arrivare. Sei arrivata? Arrivare. Sì, sono quasi arrivata. Davvero? No, ma in che senso? No, mica a casa. Non a casa. No, non sono arrivata, non ho neanche iniziato. Lo ancora. vedi? No. Quindi arrivare è un arrivare, futuro molto lungo. Molto ancora. lungo, Ok. sì. Ecco, brava, arrivare, futuro. Ok, il ruolo da protagonista è il tuo sogno nel cassetto. Sì, è la verità. Non si dice la verità. Sì, è la verità. Non si dice la verità. Non si dice la verità, ti dico la verità. Dai, sto scherzando. sto scherzando. No, essere sincera, non avevo capito. Sì, Okay. sì, è il mio sogno, sì. Ma perché mi piacerebbe entrare proprio in un personaggio e starci. E starci un po'. Starci un po', sì. E allora quale personaggio di quale film? Vorrei fare. Già esistito ovviamente, perché poi ci potrebbe essere quello che è sceneggiatura nuova o di un romanzo. Ma mi viene così, perché ce ne sono tanti, te ne butto uno così. Che, mi è piaciuta molto l'interpretazione di Penelope Cruz in Non ti muovere, di Castellitto. Non ti muovi di Castellitto, bellissimo. Lì è molto, stata... molto duro. Ma lì è Ma dico, mi hai parlato che vuoi fare commedia e continui sul tragico. Lo so, ma mi cercami una commedia. Una commedia. Dove potesti essere veramente da scrivere. ironica. No, da scrivere, sì. E nessuno mai ti ha proposto una sceneggiatura? Comica. Esatto. No, ma arriverà. Dopo questo magari arriverà. Infatti. È un augurio che ti faccio. Grazie. Mi hai fatto ridere a lacrime, cosa voglio di più? Grazie. Grazie a te. Grazie davvero. Abbiamo finito, salutiamo tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.
He's just a snake in the grass.